Questa posizione è avvenuta nella partita tra Mihail Sarin e Daniel Darda. Mihail Sarin, giocatore fortissimo, vicino ai 2700, Daniel Darda, giocatore anche lui estremamente forte, è stato anche il mio compagno di squadra, l'ho visto battere gente fortissima. Sta posizione è completamente vinta per il bianco, però si sta giocando in un torneo dal vivo e senza incremento. Cosa vuol dire? Vuol dire che in questa posizione il bianco, molto probabilmente, anche se è posizione stravinta, il bianco non avrà tempo matematico per eseguire le mosse. Perché? Perché non c'è tempo di eseguire la mossa e schiacciare l'orologio, perché non c'è matto in 2, matto in 3. In genere partita completamente persa, ma il modo più tecnico di vincere sarebbe difendere uno dei due pedoni bianchi, catturare V6, promuovere il pedone. Per questo serve tempo, serve più di 3 secondi, soprattutto se la partita non è online. Ebbene, cosa è successo? Mihail Sarin ha fermato l'orologio, ha chiamato l'arbitro e l'arbitro ha aggiudicato la patta qui. C'è un regolamento quick play finish che dice che se uno dei due giocatori non sta giocando per vincere, l'arbitro può avere il potere discrezionale di assegnare la patta, e la discrezione dell'arbitro. Questa è una situazione che fa riflettere. È davvero opportuno che tornei di alto livello siano quick play finish con la tecnologia che c'è oggi, cioè ci sono gli orologi digitali? Perché l'arbitro può avere un potere discrezionale così grande? Proprio, cioè, negli scacchi la cosa bella è che gli arbitri non hanno potere discrezionale, no? come nel calcio, poi che adesso con il VAR, no, c'è meno potere discrezionale degli arbitri. Però diciamo che in questo modo, cioè, il bianco si è ridotto con 3 secondi, e quando a chi sicuramente, a qualcuno che sta ascoltando, anche a me, a tutti è capitato di avere partita stravinta, anche la donna in più, vari pezzi in più, avere un secondo e perdere di tempo online. Non ci danno la patta, non hanno alcuna pietà, vincono perché il tempo è un elemento del gioco. Invece qui un arbitro ha dichiarato che la partita era patta. Questo era un evento a squadre, Blitz. Nella squadra di Darda giocava anche Carsen, e a Carsen non era andata giù bene questa cosa, si era arrabbiato. Di fatto Carsen ha scritto: questa cosa è accaduta, cioè la decisione dell'arbitro, dopo che Mihail aveva effettuato diverse mosse illegali, irregolari, e l'arbitro è venuto ad assegnare la patta, ma non era lì a vedere. Dice che gli scacchi quindi non sono uno sport serio, secondo lui, se davvero queste cose succedono, ovvero se l'arbitro non è lì a vedere e prende delle decisioni discrezionali. Vediamo il video della partita che ci viene presentato da Chessbase India in diretta. Se sei fermo da tempo sullo stesso punteggio, è perché ti mancano le conoscenze per progredire. Noi di Battoscacco abbiamo creato la prima accademia di scacchi online per migliorare comodamente da casa. Vienici a trovare e scegli il corso più adatto alle tue esigenze. academy.battoscacco.com. Vediamo cosa succede in questa posizione. Il bianco non si sta aggiornando la posizione, ma il bianco ha un chiaro vantaggio, il pedone di passato. Ecco, ciò che succede è che ora il bianco ha poco tempo, pochissimo tempo, si alza in piedi e a questo punto stanno cadendo dei pezzi, ancora una volta, e poi nello Zynot davvero tutti i pezzi saltano in aria. Ci sono pochissimi secondi, adesso l'orologio è molto piccolo e faccio fatica a vederlo, comunque i secondi sono davvero pochi. Cadono i pezzi, è schiacciato l'orologio, tutti i pezzi cadono per terra, non è possibile, cioè bisogna mettere bene i pezzi prima di schiacciare l'orologio. Ecco, e qui qua Mihail Sarin con 2 secondi contro 17, 2 addirittura, non 3 come dice la trasmissione, ha chiamato l'arbitro, è venuto l'arbitro che non c'era e che qui ha assegnato la patta. Una decisione che poteva prendere, no? Secondo, ecco qua l'arbitro che chiama l'arbitro principale che assegna la patta, e Darda penso che non abbia nulla da ridire, forse perché è emozionato per il momento, forse perché vedeva che aveva partita persa, e diciamo che non ha voluto
non ha voluto strafare, cioè vincere addirittura, però il tempo è un elemento del gioco e comunque involontariamente, però con tutta l'adrenalina che c'era, Michael Sarin si è alzato in piedi, cioè ha mosso stando in piedi. Alcuni giocatori lo considerano una mancanza di rispetto, no? Alzarsi in piedi, ha fatto cadere tanti pezzi, e quindi qua c'è il dibattito, no? Effettuato, iniziato da Carlsen su Twitter, ma gli scacchi sono uno sport serio, cioè l'arbitro non era lì a vedere, ci sono state tutte le mosse irregolari, l'arbitro segna la patta, e Carlsen non era d'accordo con questa cosa. Cosa ne pensate voi? Se volete esprimere la vostra opinione, potete scrivere l'opinione nei commenti. Alla prossima!